Benvenuti a questo nostro appuntamento che da qualche anno ci impegna con appagamento. Grazie alla presenza di coloro che non c'erano ancora stati e alla partecipazione di tutti gli altri che sono tornati. Borgo Larigo si veste con eleganza per rievocare un evento di grande importanza. Anche quest'anno effettueremo un salto nel passato per ricordare che Gesù per noi è nato. Ripercorreremo il viaggio di Giuseppe e Maria, accompagnati dalla stella e dalla sua scia. Ma non viaggeremo in un tempo così lontano, tantomeno in un luogo così fuori mano. Trasferiremo l'immaginazione all'inizio del 1900, in un periodo di grande turbamento. Ci fermeremo alla fine della Prima Guerra Mondiale, tra le vie del borgo e la gente locale. In un momento storico di rinascita e ricostruzione, caratterizzato dalla speranza, dall'impegno e dalla condivisione, Giuseppe e Maria cercheranno anche qui un riparo tra gli abitanti del posto che non parlano chiaro. perché avranno risposte solo nel nostro dialetto, che all'epoca si parlava molto stretto. Questo è il nostro omaggio al centenario della Grande Guerra, per onorare chi ha difeso la nostra terra, liberandola dai temuti oppressori che minacciando la gente colpivano i loro cuori, donandole nuova vita e speranza, proprio come la venuta di Gesù e la sua testimonianza. Avevamo poco di più, avevamo poco di più, avevamo poco di più, avevamo poco di più, ma lo demmo lo stesso, perché voi poteste continuare a sperare in un mondo più umano. Non offriteci solo preghiere, ma la rabbia, una rabbia feroce, una rabbia feroce, contro chiunque voglia mettere di nuovo l'uomo contro l'uomo, l'uomo contro l'uomo. Questa celebrazione è un grande evento che, se accolto, può portare gioia nella nostra vita e dare risposte alle domande fondamentali che ciascuno di noi si pone. Ma Dio c'è? Perché non si fa vivo? Perché permette il male? Gesù è la straordinaria risposta di Dio. Viene nel mondo la luce vera. Stasera questa luce è offerta a noi, che cammineremo insieme con Maria e Giuseppe, con i pastori, con gli angeli, con i magi, per accogliere Gesù.
non sono la timaria del tuo pellegrinare. Siamo giunti, ecco Betlemme ornata di trofei. Presso quella casa potremo riposare, che troppo stanco sono e troppo stanca sei. Ripetiamo insieme, il campanile scocca lentamente le 5. Il campanile scocca lentamente le 5. Sir Tony Bressoir, avete un po' di posto? Un po' di posto per me e per Giuseppe. Signori, mi dispiace. Lì una notte impressionante. Mi non so quanti foresti, o tutte le camere impenite. Andate qua, dopo il portico, e provi a domandargli a Tita Pissin o a Checo Ereditario. Ripetiamo insieme, il campanile scocca lentamente le 6. Il campanile scocca lentamente le 6. Signor Chechi Ereditario, avete un rifugio per noi? Mia moglie più non regge ed io sono così rotto.
ho tutto il cortile pieno. Ho gente in tel Baviera, ho gente in Tea Caneva e ho gente in Tea Stalla. Provè da Santo Sloc o dalla Teresona in tel cortivo qua di sora. Magari lori i vecchioli. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca lentamente le 7. Il campanile scocca lentamente le 7. Signora Teresona, un sottoscala almeno avete per noi, non ci mandate via. Signori, aspetta la commetta, ho l'albergo pien come un but, che no, perfin qua, sul pial. Astronomi, dottori, i vien da tutte le bande. Comunque, qua in tel borgo, viene tante osterie. Torna in Rio, provendar do da me comare, la cena caldana, appena qua do. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca lentamente le 8.
Signora Cena Caldana, pietà di una sorella. Pensate in che stato sono e quanta strada feci. Ah no, non posso. Ho tutto pieno. Ho dentro fin sul quarto. I vien dalla Grecia, dall'Egitto, dalla Persia, da tutto l'Oriente. Andate più avanti, provela do sul cortivo da che chi l'americano, che è un'altra osteria. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca lentamente le 9. Signor Chechi l'American, avete un posto per un giovane falegname e per sua moglie partoriente? Ho la casa tutta piena di signori e di signore di alto rango. E poi non posso mischiare gente come voi altri, marangoni e contadini costissiori. Andè zota la figlia di Beppo Mostaccio, lei coi soveci. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca lentamente le 10. Il campanile scocca lentamente le 10. Dositona Maria, far nascere il putero, dositona Betlemme, in mezzo a tanto gelo, dositona Giuseppe a portare la Madonna, dositona Betlemme,
Betlemme far nascere Gesù. O bambinello caro, o bambinello d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. O bambinello caro, o bambinello d'amore, tu che sei vero figlio del Signore. Aiutateci almeno voi. Cerchiamo un rifugio per la notte. Meno a posto da mettervi. Scoltamente su per la strada là in cima che nella grotta e manco poter passare la notte. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca le 11 lentamente. Il campanile scocca alle 11 lentamente. Forza Maria, lassù ci aspetta una grotta. Avrà posto per due? Sì, sì, dai andiamo, che fa freddo. Andiamo. Ecco la grotta. Ora potremo finalmente riposare. Che freddo, ci scalderanno un po', quell'asino e quel bue. Quando fu la mezzanotte e Maria si risvegliò, ella vide un gran splendore. Era nato il Salvatore. Ripetiamo insieme. Il campanile scocca la mezzanotte santa. Il campanile scocca la mezzanotte santa. È nato il sovrano bambino. La notte, che già fosse buia, risplende d'un astro divino. Orsù cornamuse, più gaie suonate, squillate campane, venite pastori e massaie, o genti vicine e lontane. Non sete, non molli tappeti, ma, come nei libri hanno detto da 4000 anni i profeti, un poco di paglia per letto. Per 4000 anni s'attese quest'ora su tutte le ore. È nato il Signore. È nato nel nostro paese. Risplende d'un astro divino la notte che già fu sì buia. È nato il sovrano bambino. È nato. Alleluia, alleluia. Natus in Betlem, alleluia, unde gaudet Jerusalem, alleluia, alleluia.
C'erano in quella regione alcuni pastori che vegliavano di notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò davanti a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande spavento, ma l'angelo disse loro: Non temete, ecco, vi annunzio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato, nella città di Davide, un Salvatore, che è il Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce che giace in una mangiatoia. E subito apparve con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste che lodava Dio e diceva: Gloria a Dio nei più alti dei cieli e pace in terra agli uomini che Egli ama. Appena gli angeli si furono allontanati per tornare al cielo, i pastori dicevano fra loro: Anden fin a Betlemme per vedere sto fatto che il Signore ci ha annunziato. Il campanile scocca la mezzanotte santa. Si compie presso questa grotta il commovente cammino della storia di Natale, che ci ha fatto incontrare personaggi noti e alcuni nuovi, persone che un secolo fa hanno animato la vita del borgo Larigo. Abbiamo sentito Santo Sloc, Checo Ereditario, la Teresona e altri che hanno vissuto sicuramente momenti difficili in questa nostra città. Il Natale può continuare se tu, ora che hai ascoltato l'annuncio festoso degli angeli, ora che hai contemplato questo bambino e hai capito l'amore di Dio che ce lo ha dato, ora che hai visto la tenerezza di Maria, l'affetto vigile di Giuseppe e l'umile compagnia del bue e dell'asino, ora che hai ascoltato il canto degli angeli, ora che hai sentito il racconto gioioso dei pastori, ora che sei stato guidato dalla stella dei magi. Ora, con loro e come loro, torni con un altro spirito alla tua famiglia, ai tuoi amici, alla tua vita, alla tua contrada. E là continui a contemplare quel bambino nella bellezza del creato e nelle persone buone, a cercarlo nell'ascolto della parola di Dio, ad incontrarlo nella preghiera, nell'Eucaristia e nella comunità domenicale, ad accoglierlo nelle tante persone che incontrerai, ad invocarlo sempre e nei momenti di buio, a sentirlo presente negli slanci del tuo cuore. Da tutti noi di Larigo, l'augurio di un sereno Natale. Sai il bambin che più